Porzus è un paesino situato sopra le verdi colline che si elevano a pochi chilometri da Atimis, in provincia di Udine. Qui pare che il tempo si sia fermato. Ma la nostra storia non ha nulla a che vedere con il famoso ed inquietante eccidio compiuto alle Malghe il 7 febbraio 1945, in cui sono stati coinvolti alcuni partigiani. Leggendo il libro della professoressa Rosanna Zoff, libro che è la sua tesi di laurea sulla devozione popolare nella nostra regione, ecco, ho trovato dei brevi cenni riguardanti la protagonista e era scritto che la fanciulla poi, ecco, si è fatta suora presso le Orsoline di Cividale. Allora io sono stato preso dalla curiosità, dalla sana curiosità, perché mi sono detto, c'è stato un evento che deve essere ancora analizzato, studiato, deve avere la sua risposta da parte della Chiesa, però i frutti sono già buoni. E il Vangelo dice che un albero cattivo non può dare frutti buoni, né un albero buono dare frutti cattivi. Allora qui abbiamo già un cenno, ecco, che porta a una realtà che è positiva. Perché questa dottoressa, Rosanna Zoff, analizza nel suo libro tutte le varie chiesette mariane del Friuli. Ecco, e le protagoniste di queste varie chiesette sono entrate così, nel nulla. Mentre di questa vicenda, che deve essere ancora studiata, ecco, la protagonista, ecco, ha avuto una vicenda molto bella. E allora mi sono recato, in base a quello che diceva la professoressa Zoff, mi sono recato dalle Orsoline di Cividale. Le suore hanno fatto delle indagini e poi mi hanno fatto sapere che non avevano trovato nei loro archivi nessun documento riguardante tale evento e anche la protagonista Teresa Dus. Allora le ricerche stavano un po' arenandosi. Per fortuna che una persona del piccolo villaggio di Porzus mi aveva detto: guardi che la fanciulla è stata portata a Udine da padre Luigi Scrosoppi. Vada a Udine e troverà i documenti. Ho seguito tale indicazione e recandomi presso le suore della Provvidenza, parlando con la suora addetta all'archivio, sono venuto a conoscere questi scritti. La suora me li ha fatti avere in mano e ho visto che erano molto seri, molto eloquenti, molto importanti. In base a tali indicazioni mi sono detto: qui non c'è nulla che è contro la dottrina della Chiesa. Qui siamo, ecco, in un ambito molto serio, molto bello. Per quanto riguarda la serietà dell'evento non c'è nulla che sia in contrasto con la dottrina, con la prassi della Chiesa. Siamo su un terreno sicuro. Nello stesso tempo mi ero rivolto a Monsignor Vito, parroco di Atimis, per avere anche una risposta circa quel cenno che avevo trovato sul libro che riguardava una presunta apparizione della Madonna. E Don Vito mi ha fatto avere la sua risposta, si è documentato. Quindi da una parte ho avuto la risposta del parroco che si era documentato e quindi portava la voce di alcune persone intervistate, dall'altra parte avevo la risposta della congregazione. In base a queste due realtà mi sono indirizzato per organizzare un piccolo pellegrinaggio parrocchiale. Ho detto: qui siamo sul terreno sicuro, veniamo a rendere il nostro piccolo, umile omaggio alla Madre del Signore. 8 settembre 1855, sabato, festa della Natività della Beata Vergine Maria.
La piccola Teresa Dus, di circa 10 anni, figlia di poveri contadini, si sentì rivolgere l'ordine di scendere nella dolina a tagliare un po' d'erba per le mucche. Teresa le fece osservare che era la festa della Madonna e che durante le feste non si doveva lavorare come sosteneva il parroco durante il catechismo. La mamma non ne volle sapere e insistette perché andasse a tagliare l'erba. La piccola chinò il capo e con le lacrime agli occhi, dopo aver preso il falcetto, si avviò per il sentiero che conduceva nella dolina. Si raccomandò alla Madonna, pregandola con animo candido e fiducioso. Giunta sul prato, mentre stava per mettersi al lavoro, ancora tutta piangente, vide una luce straordinaria diffondersi attorno a sé. Alzò gli occhi ed ecco innanzi una bellissima signora che la guardava e la consolava sorridendole. Le chiese il falcetto. Poi si chinò, tagliò un po' d'erba e la esortò a portarla nella stalla rassicurandola che sarebbe bastata per tutto il giorno. Le raccomandò poi di riferire a tutti di non lavorare nei giorni di festa, ma di santificare il giorno del Signore se volevano che l'epidemia di colera finisse. Aggiunse anche la raccomandazione di non bestemmiare, di osservare i digiuni e le vigilie e di pregare con fede e amore il rosario. Alla fine le riconsegnò il falcetto e, sorridendo, scomparve. La fanciulla emozionata ripercorse il sentiero dirigendosi verso casa. Si ripropose di entrare nella stalla e fare quello che le aveva ordinato la Madonna. La mamma si meravigliò che Teresa avesse già terminato il lavoro e ancor di più che le mucche, mangiata la poca erba, restassero tranquille e sazie. La figlia si fece coraggio e riferì tutto alla mamma. Una seconda volta la Vergine apparve una domenica pomeriggio in chiesa dopo il vespro ed il rosario. La Madonna chiamò la fanciulla da presso l'altare. Teresa, presa da un po' di panico, chiese alle amiche di accompagnarla. Quando fu vicina all'altare, la Vergine le fece prima contemplare il crocifisso. La invitò a porgere in avanti la mano. Poi le impresse sul dorso una piccola croce dicendole che era il segno di suo figlio. Le disse di mostrare alla mamma il dorso della mano e a tutti coloro che erano deboli nella fede e l'avrebbero creduta. Davanti a un simile segno, la madre di Teresa rimase molto turbata e si commosse profondamente. Non credeva ai suoi occhi. Pensò che un tale prodigio non poteva rimanere nascosto e per motivi di prudenza credette opportuno di condurre la figlia dal parroco per sottoporre tutto al suo giudizio. Una terza volta le apparve in chiesa tra la gente che vide Teresa in estasi, le confidò un segreto che non rivelò mai e che conservò sino alla tomba. In seguito alla morte dei genitori rimase sola con uno zio che si decise di portarla a Udine e affidarla a padre Luigi Scrosoppi. Teresa divenne una figlia della casa delle derelitte. Era sempre stata debole di salute, fu anche a servizio presso qualche famiglia. Una sera, mentre pregava, le apparve di nuovo la Madonna invitandola a seguire la sua vocazione, dicendole di aver fiducia e di contemplare il crocifisso. Le promise di non abbandonarla mai e le donò la facoltà di recitare l'ufficio pur essendo analfabeta. Nel 1864 fu ammessa tra le aspiranti della congregazione. 3 anni dopo entrò in noviziato. Nel 1868 abbracciò i voti solenni assumendo il nome di Suor Rosanna Maria, impostole dallo stesso padre Luigi.
Durante il periodo della sua vita religiosa fu per un certo tempo a Cormons presso il santuario dedicato a Maria Rosa Mistica. Suor Maria Osanna ebbe l'incarico di sorvegliare le fanciulle durante la ricreazione. Qui per ordine di padre Luigi aveva sempre cura di tener ben coperta con la manica dell'abito la croce impressa sulla mano. Egli chiedeva alle suore umiltà e carità e la stessa Suor Maria Osanna non cedette mai alla curiosità delle ragazze con cui aveva a che fare. In seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, Suor Maria Osanna fu mandata ad Orzano, un piccolo paese di campagna a pochi chilometri da Udine. Padre Luigi Scrosoppi amava molto questo luogo e veniva spesso a far visita alle sorelle. Anche qui Suor Maria Osanna ebbe il compito di sorvegliare le fanciulle durante la ricreazione. Il tempo qui, secondo la volontà del fondatore, veniva riempito dalla preghiera e dal lavoro. Anche qui esistono testimonianze dei racconti su Teresa ascoltati dalle madri più anziane. Suor Osanna passò gli ultimi mesi della sua vita a Udine, nell'infermeria delle suore. Dalla relazione fatta dalle suore che l'assistevano, riportata sui cenni biografici, risulta che durante la lunga e dolorosa malattia era immersa nella preghiera. Padre Luigi veniva spesso a confortarla. Spirò il 17 agosto del 1870. La sua salma riposa attualmente nel cimitero di Udine insieme alle altre consorelle. Tutta la popolazione locale di Porzus conservò e tramandò fedelmente il ricordo di tale evento prodigioso, anche se le notizie rimasero sempre in un ambito ristretto. Dopo i fatti la gente cominciò ad osservare per vari anni che nel prato della Dolina, dove era venuta la prima apparizione, c'era uno spiazzo sempre fiorito, mentre d'inverno, dopo le nevicate, la neve si scioglieva prima che all'intorno. Nel 1885 la popolazione decise di costruire una piccola cappella per ricordare l'evento. I fedeli fecero dipingere una tela con la scena dell'apparizione ed il messaggio della Vergine. In questa chiesetta ogni domenica pomeriggio la popolazione si radunava per celebrare il rosario. Padre Luigi Scrosoppi ha voluto custodire il segreto di Suor Osanna secondo il suo stile di nascondimento. Il 12 aprile del 1993, Attimis. La prima processione avviene il mattino e parte dalla chiesa parrocchiale di Attimis. La statua verrà portata nella chiesa parrocchiale di Porzus e benedetta dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Alfredo Battisti. Tutti questo invito del mio cuore. Oh Madre Santa, Madonna desesule, con fede ardente cantiamo a te. Di rose colmo tutto il tuo manto, Madonna. Di pietà mariana, se questa cappella che dopo 150 anni è stata riscoperta come luogo di preghiera, di pietà, aiuta i friulani a rispettare il messaggio della Madonna che avrebbe dato Teresa, cioè di non bestemmiare il Signore ma onorarlo. Secondo, di fare penitenza perché si recuperi il valore morale e spirituale del popolo, di cui ha tanto bisogno anche il Paese Italia in questo momento. Si santifica poi la festa
mediante il rispetto del riposo festivo e soprattutto l'anta messe la domenica per convertire il cuore con la parola di Dio. Credo che questo momento di incontro sia stato una benedizione e un segno di speranza. Gradualmente la stampa ha cominciato a dare grande rilievo all'evento, soprattutto in particolari occasioni quali pellegrinaggi, cerimonie e visite di alti prelati. La piccola cappella, costruita nel 1885 dalla popolazione locale, era stata ampliata nel 1913 e nel 1950 il parroco di Porzus, don Aurelio Totolo, fece eseguire alcuni lavori. Nel 1994, grazie alle generose offerte dei pellegrini, della gente del luogo e dei fedeli della parrocchia di Attimis, iniziarono i lavori interrotti e ripresi più volte. La chiesetta divenne così più stabile, accogliente e decorosa. Nel 1995 la ristrutturazione fu inaugurata da Monsignor Bommarco Antonio Vitale, arcivescovo di Gorizia. Questa ristrutturazione era necessaria, anche perché i fedeli del luogo hanno sempre tenuto in alta considerazione la piccola cappella. Ogni domenica pomeriggio, al suono delle campane, tutti gli abitanti scendevano nella dollina per l'incontro di preghiera recitando in modo particolare il rosario. La Santa Vergine infatti era apparsa in un giorno di festa e aveva proprio ricordato il dovere di santificare con la preghiera e il riposo il giorno del Signore. Nel sacello dell'apparizione veniva celebrato con viva e sentita partecipazione il mese di maggio. L'animatore di tutto questo era lo zio Giovanni Grimaz. Egli di persona, inginocchiato, guidava l'intera recita del Santo Rosario. Inoltre provvedeva alla pulizia e al decoro del luogo sacro e teneva desta nel cuore dei fedeli la vera devozione della Madonna. Monsignor Vito, intuendo che dove appare la Madonna, se c'è una sorgente non può essere che di acqua benedetta, ha subito disposto per gli scavi con il risultato e la gioia di scoprire che la terra si inumidiva sempre più, diventando una sorgente di acqua purissima. Monsignor Loris Capovilla, già segretario di Papa Giovanni XXIII, il 3 settembre del 1996 presiedette una solenne concelebrazione davanti alla chiesetta di Porzus. Tutti i fedeli presenti hanno notato che una sorta di arcobaleno nitidissimo ha cerchiato il sole per tutta la durata della messa. Monsignor Vito Ferini, parroco di Attimis Porzus, venne a trovarmi la prima volta 3 anni fa. Io non sapevo nulla di questa apparizione, di questa storia o leggenda così bella e così edificante. Ma questo sacerdote così degno e così bravo e così pio me ne parlò con tale fervore che io rimasi preso subito e convinto che bisognava muoversi, che bisognava cogliere questa opportunità di un segno celeste, anche se lontano per noi nel tempo, perché risale all'8 settembre 1855. Poi mi fece leggere alcuni libri, alcuni pieghevoli, molto opportuni, fatti molto bene, ben documentati, con la collaborazione del bravo sacerdote triestino Don Carlo Gamberoni. E io, sapendo che anche il vescovo di Udine, l'arcivescovo Mosè Battisti, era favorevole a che si studiasse questo fatto e questo evento, e si venerasse la Madonna lassù a Porzus, accettai di recarmi il 1 settembre di 3 anni or sono, andai lassù e ne rimasi tutto preso. Non indagai più approfondamente, non emisi un mio giudizio personale, soltanto mi rifeci a quelle che sono le mie convinzioni, la mia fede, la mia devozione, avendo sempre presente quello che ho vissuto nella mia vita accanto a Papa Giovanni. Dio parla agli umili e parla ai piccoli. E una delle espressioni più belle del Vangelo è proprio questa, quando Gesù loda nei suoi giovani discepoli, gli apostoli, non tanto la sapienza che non avevano o le esperienze della vita che non possedevano, loda la loro semplicità, loda
la loro devozione, loda la loro prontezza a fare la volontà del Signore. Anzi, una delle poche volte che Gesù ha esultato nella sua vita, come egli stesso ha detto, è stato questo quando ha parlato ai suoi discepoli nella luce della semplicità: ti benedico Padre, Dio del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai grandi, ai potenti, e le hai rivelate ai bambini. Quando mi soffermai sul piccolo messaggio che la bambina, allora di 10 anni, Teresa Dus, riferì al suo parroco, alla sua mamma, alla gente del paese, alle sue compagne anche di giochi, io rimasi stupito, perché questa bambina ha detto le cose più semplici di questo mondo, anzi da dire che ci sembrerebbero quasi banali, perché sono le cose ordinarie della catechesi di un bravo parroco, con i bambini o con gli adulti. Dice, sai, la Madonna ha raccomandato che non si bestemmi. Io ho tradotto subito che si benedica il nome del Signore. Ha raccomandato di non profanare la festa, di santificare la festa, è quello su cui ci dibattiamo anche i nostri giorni. Terzo, di ricordare le vigilie e i digiuni, cioè una preparazione penitenziale alla celebrazione dei grandi misteri della vita di Gesù e della vita della Madonna. E mi sono detto, sì, sono cose semplici, sono cose elementari, ma che di più opportuno nel nostro tempo così travagliato e difficile? Tempo di orrende bestemmie contro Dio, non sempre con le parole, ma con gli atti, con l'odio, con la violenza. Quale invito più opportuno di questo di santificare il nome del Signore, che è alla base del culto e alla base della nostra fede, della nostra vita cristiana? Poi, il giorno del Signore, Lui se l'è riservato, noi l'abbiamo tutti, nessuno eccettuato, un po' profanato, perché non ci immergiamo nella contemplazione, nel silenzio, nell'onore reso a Dio, ma profaniamo il giorno del Signore e sprechiamo quel tempo sacro. E poi, a dire la verità, dobbiamo tutti ritornare su noi stessi, perché in questo nostro tempo mangiamo troppo, sprechiamo troppo, ce ne va anche della salute corporale. Il richiamo della bambina, sì, è semplice, ma è opportuno, è necessario. Fate anche i giorni di penitenza, preparatevi convenientemente con il digiuno a celebrare i divini misteri. Così ne ho parlato, così ho contemplato le bellezze della natura di lassù, da Porcius, così ho pregato i misteri del rosario, tutti i 15, insieme con quella brava e buona gente, e mi sono detto, qui c'è il dito di Dio. Poi, se in prosieguo di tempo, dopo aver approfondito ancora gli studi, anche approfondito la conoscenza e la tradizione del luogo, noi potremo prostrarci tutti insieme e dire: benedetta Madonna di Sesule, Madonna del Falcetto, che hai fermato la mano attraverso la forza della madre tua, hai fermato la mano di una bambina che tagliava l'erba. Signore, tu che ti sei rivelato in questo modo, ancora intervieni, perché impariamo dalle vie dei piccoli a percorrere la via della salvezza. Mi sembra che il messaggio che ci viene di lassù sia anche opportuno in riferimento a questo anno che il Papa ha chiamato anno giubilare, che chiamiamo anno santo, del 2000, ingresso nel nuovo secolo, chissà, col nome del Signore sulle labbra, con a proposito nostro di santificare il giorno e i giorni del Signore e di anche prepararci a penetrare nei misteri che ci sono stati rivelati con un po' di disciplina corporale, con la disciplina delle nostre fantasie e dei nostri sentimenti e con un dilatato amore verso tutta l'umanità, anche verso la natura. Quanto è bello e stupendo lo spettacolo che si gode di lassù, sotto c'è tutta la piana friulana, più in là ci spingiamo sino al mare, richiamo dell'Eterno, richiamo delle cose belle che Dio ha creato per la nostra elevazione, per la nostra santificazione. Molti sono i pellegrini che salgono ad onorare la Madonna del Falcetto,
Oltre l'arcivescovo di Gorizia e Monsignor Loris Capovilla, tra gli illustri prelati ricordiamo Monsignor Abramo Freschi, allora vescovo di Pordenone, che visitò il sacro luogo il 17 ottobre 1995. Sua Eminenza il Cardinale Edward Gagnon, canadese, presente il 17 ottobre 1095, e Monsignor Guglielmo Garlatti, vescovo di La Plata, che venne qui nel 1996. La casa di accoglienza esistente garantisce l'accoglienza ai pellegrini tramite alcune suore della Provvidenza, che oltre all'ospitalità coordinano la recita del Santo Rosario ed altre attività spirituali. La prima domenica di settembre di ogni anno c'è sempre grande festa sul luogo per la Santa Messa e la processione solenne. Ultimamente era presente anche l'arcivescovo di Trieste, Monsignor Ravignani. Sì, io dovrei che induce a pensare che tutto ciò sia vero, anzitutto il fatto che la Chiesa, attraverso l'arcivescovo di Udine, ha già dato un suo segno di riconoscimento. Ed è in questa linea che io mi pongo in comunione piena con l'arcivescovo. Poi, se devo dirlo personalmente, mi persuade il fatto che sia un luogo nascosto, che sia una piccola, quella a cui la Madonna appare, e che il messaggio sia strettamente evangelico. Credo che siano motivi per cui ogni apparizione potrebbe essere riconosciuta come tale. I motivi dell'umiltà, perché la Madonna non appare se non ai piccoli. Il motivo del nascondimento, perché Maria di Nazareth è stata sempre nascosta. E il motivo di una consonanza piena con il Vangelo, perché la Madre di Cristo, parola vivente, non ha altra parola da dire che quella di suo Figlio. Adesso, a distanza di 7 anni, si può dire che sono venuti oltre 70.000 pellegrini, senz'altro. Anche denunciano, dicono di grazie che hanno ricevuto, di favori, e uno in particolare all'inizio, nel 92, un bambino che è stato liberato da uno stato di coma e riacquistando la perfetta guarigione contro una diagnosi che era veramente nefasta, perché la diagnosi prevedeva una paralisi permanente degli arti inferiori. Invece il bambino ha ripreso piena salute in seguito al pellegrinaggio fatto da una trentina di triestini il 26 maggio per chiedere una grazia, e la grazia d'indomani, il 27 maggio, era stata veramente concessa, perché il bambino nell'ospedale a Trieste, il bambino ha riacquistato la perfetta guarigione, perché la mattina dall'ospedale hanno telefonato ai genitori, il bambino si è svegliato e saltella perfettamente robusto sulle sue gambe, mentre in seguito all'investimento che aveva subito in un incidente stradale, era stata messa di mezzo la spina dorsale, quindi era compromesso il suo stato di salute. Gli echi sono notevoli. Se noi leggiamo il libro delle visite che Don Vito ha collocato nella Cappella dell'Apparizione, troviamo tantissime firme che documentano il passaggio di altrettante persone, sono numerosissime.
vengono dall'Italia, vengono anche dall'estero, forse perché sono oriundi di questi luoghi. Quindi l'evento è conosciuto in tantissimi posti. Però, secondo me, tale santuario dovrebbe rimanere in un contesto molto limitato. Secondo me non dovrebbe avere quello sviluppo che ha avuto Lourdes, Fatima, che hanno i grandi santuari, proprio perché la sua collocazione è in un contesto così semplice, umile, anche per quanto riguarda la natura, e penso che dovrebbe continuare ad avere questo contesto, a rimanere in questo ambito proprio limitato, perché Porzus deve essere un luogo dove si va per immergersi nella preghiera, nel silenzio, aiutati anche dal contesto che ci circonda, della natura, della strada che porta su, e quindi salendo ci si stacca un poco dalle preoccupazioni di questa terra per far emergere, ecco, la voce del Signore. E anche la strada non dovrebbe permettere poi il passaggio dei pullman, altrimenti verrebbe un grande santuario, un luogo di turismo, perderebbe la sua qualifica fondamentale, che secondo me dovrebbe essere questa: luogo di silenzio, ecco, di preghiera, per sentire la voce del Signore e anche per gustare, ecco, la bellezza e la voce della natura. Il messaggio che la Madre del Signore ha affidato alla fanciulla, piccola Teresa d'Us, che poi è entrata nella congregazione con nome di Suor Osanna, ha acquistato ultimamente, sia in diocesi sia nella Chiesa, il suo giusto posto, il suo grande valore. Nella Chiesa locale l'Arcivescovo, nella lettera pastorale, aveva accennato all'importanza della domenica e all'impegno di ogni fedele di evitare proprio la profanazione del nome del Signore, la bestemmia. Quindi a livello locale l'Arcivescovo, non solo in una lettera pastorale ma anche in altri discorsi, aveva fatto presente questi due aspetti. Ecco, il valore della domenica, la santificazione della domenica e l'impegno per evitare la bestemmia, e anche per un'opera educativa verso i figli, le nuove generazioni, che sia in questo contesto. Nella Chiesa universale abbiamo avuto recentemente la lettera apostolica del Santo Padre proprio sul giorno del Signore, sulla domenica, in cui a livello teologico ne analizza l'importanza. Quindi possiamo dire entra questo messaggio nella dottrina ufficiale, anche nell'impegno che il Santo Padre e assieme a lui tantissimi altri vescovi hanno rivolto ai propri fedeli per riscoprire il valore fondamentale della domenica, cioè della Pasqua della settimana, il giorno del Signore, il cui impegno e i cui frutti poi sono a beneficio della persona dell'intera comunità. Oh Madre Santa, Madonna desesule, con fede ardente cantiamo a te, di rose